dell'Associazione L'Urlo delle Arti. Noi qua in questa galleria ospitiamo spesso, diciamo, degli artisti per delle esposizioni, delle mostre e quant'altro. E questa sera insomma è un piacere avere con me Marco Scalabrino per la presentazione del suo libro. Buona serata. Allora, ci sentiamo? Sì. Non mi alzerò. Intanto buonasera a tutti. Mi corro l'obbligo di ringraziare Rosanella Rosa e il suo staff che sono stati così disponibili, gentili, da ricevere la mia proposta di presentare in questo bellissimo salone d'arte il mio lavoro. Ringraziare tutti voi numerosissimi, non perché non vorrei magari dimenticare qualcuno, numerosissimi, tra l'altro amici tutti, qualcuno anche da fuori città, fuori comune, una cosa che mi fa molto piacere perché è la segna di un affetto che nonostante la distanza non viene in meno. Alessandro, grazie per l'aspetto speciale. Stasera dovremmo un pochino rimodulare la scaletta, nel senso che avremmo dovuto avere presente stasera Gianmario Lucini. Gianmario Lucini purtroppo il 28 di ottobre di quest'anno, a 61 anni, è andato via. E quindi la cosa, oltre che riempirci di commozione, ci ha costretto a rivedere un pochino la scala. Io proporrei, se non vi pare fuori luogo, un attimo di silenzio, di memoria di Gianmario Lucini e per quanti di noi l'hanno conosciuto e che storicamente rimarrà nei nostri cuori, e quanti stasera avrebbero potuto conoscerlo e non hanno avuto purtroppo l'occasione. Un minuto di raccoglimento in onore, in memoria di Gianmario Lucini. Gianmario Lucini, oltre che essere editore, poeta di suo, autore fervente nel mondo letterario, ha creato negli ultimi 10 anni in Sicilia una fitta rete di rapporti, non solo per la sua attività di editore, ma anche per il grande cuore che metteva nelle proprie iniziative e per la grande capacità di comunicare e di intrattenere rapporti umani. Nonostante che lui fosse politore, perché era dalle parti di Sondrio, proprio stava sulle montagne, sulle montagne, sulle Alpi, aveva un animo evidentemente mediterraneo, solare, che ha creato tantissimi rapporti umani in Sicilia e in Calabria, oltre che chiaramente in altre regioni del mondo. A Trapani, oltre me, sicuramente come meglio di me, l'ha conosciuto. Io direi di ammazzare l'ha conosciuto, diceva il professor Nino Contigliano, al quale io cedo subito la parola. Intanto grazie di nuovo a tutti, mi vedo numerosi, affettuosi, belle facce che mi piacciono. Grazie a voi. Se non si mette a lavorare anche questo. Signori, buonasera, devo ringraziare Marco per questa incombenza. Ho accettato volentieri perché un amico come Gianmario Lucini credo che sia difficile trovarlo. Ecco, bisognerebbe inventarne e trovarne molti di Gianmario Lucini per diverse ragioni. Molti di voi, o forse una parte comunque, l'hanno conosciuto perché spesso lui veniva a Trapani, a Marsala, in Sicilia. Era un poeta editore viaggiante. Ecco, per alcuni aspetti, mentre venivo a Trapani, mi veniva da pensare che uno Zarathustra della poesia.
Cosa dire di Gianmario? Alcune cose che mi hanno colpito dall'inizio, ecco, e quindi farò alcuni tratti che riguardano il suo essere persona, il suo essere uomo, ma essere un uomo anche impegnato, un poeta impegnato, oltre che personalmente come un poeta molto, direi, fine e non a caso conoscitore anche dell'estetica contemporanea e dei filosofi. Tra l'altro è noto a tutti che poi era anche un laureato in filosofia, ma questo non significa niente, insomma, no? Significa che la passione della ricerca, della critica, del bisogno di approfondire, di avere anche un rapporto di verità con la letteratura, l'arte, il modo in cui si vivevano delle cose che lo contraddistinguevano. Mi colpì il fatto che un uomo si spostava da Sondrio per venire a Marsala a presentare il poetico mafioso. Sì, lui era uno che viaggiava ininterrottamente, macinava migliaia di chilometri e so che dormiva anche in macchina in certe occasioni per dei disguidi. E la nostra raccomandazione di amici, perché poi non puoi fare a meno di diventare amico in maniera incondizionata di persone di questo livello e di questo spessore. Però lui era indifferente alla fatica. Per lui la poesia era diventata non dico una missione, perché era uno spirito laico, profondamente lirico, ma un impegno poetico e politico ed etico, ripeto, di alto livello. Un giorno mi colpì, tanto per dirvene una, a Marsala presentavamo, adesso non mi ricordo, il canto dei bambini perduti, e un ragazzo si avvicinò, questo ragazzo che fa teatro intanto a Marsala, al Parme, teatro abusivo marsalese, abusivo perché i sogni sono abusivi, dice il suo fondatore. Voleva comprare i libri, un ragazzo. Allora lui dice no, io te li regalo. Allora il ragazzo dice grazie Lucia, no, sono io che devo dirti grazie perché tu ricevi e leggi dei libri di poesia. Ecco, questo è uno dei tratti di Lucia. Cioè dire, lui diceva grazie alle persone che si accostavano alla poesia e soprattutto ai giovani. Prima di morire lui aveva girato un'email a tutti gli amici, non so per quanti di voi lo conoscessero, e in occasione dell'omicidio di Stato di Reane Sciappati, l'impiccata, la ragazza impiccata che stuprata in un certo paese di città musulmana fondamentalista, era scappato il fatto che il suo aggressore fosse morto a causa, dice il tribunale suo. E lei è stata condannata a morte non solo per essere stata stuprata, ma per avere causato, dice il tribunale, la morte di questo signore ricco e potente. Lui girò la lettera di questa ragazza che pubblicò la Repubblica il 27 di ottobre 2014. Io non vi leggo il testo, ma vi leggo cioè, ciò che lui ha scritto. È una testimonianza altissima di etica, una capitale lezione per noi colti e democratici. Ho pianto come un vitello leggendola e mentre scrivo ho uno spasimo in gola che mi fa male, perché la voce è impotente e la parola non riesce a dire. Uccidere donne, una ragazza poi, appena 19 anni, dal cuore così grande non è una scusabile ignoranza, è malafede crudele e sadica, e vigliaccheria di un potere sadico e crudo. Ben conscio di esserlo, il solo sentimento che ne rimane è la collera nera. Ora
viziati e corrotti dal potere. Lo vedo meglio di prima. Spero che per voi sia una collera ancora più forte, ve lo auguro. Gianmario. E questa è la testimonianza della sua poetica. Gianmario era un mite, ma era un mite che non rifuggiva dalla collera. Uno dei suoi lavori è la giusta collera. Era un uomo che non rifiutava all'ira, era però l'ira dei giusti. Ho avuto modo un mese prima, quest'estate, mi scrive, anzi mi telefona e mi dice: Nino, fareste la prefazione delle poesie? Perché io sono un po' restio, anche perché noi so scrivere queste cose. Allora dico: ma scusa, di che cosa si tratta? Chi è questo, insomma, che si affida così incautamente, eventualmente al modo di scrivere e di pensare? Dice: sono io. Io sono rimasto perplesso. Dico: allora tu mi mandi i testi. Io stavo spiegando una cosa impegnativa per mia figlia che doveva preparare degli esami. L'ho detto: appena finisco mi metto a leggere i tuoi testi e a lavorare. Ma anche perché già, non da sconosciuto, già avevo scritto sul suo libro Il monologo del dittatore, a futura memoria. Avevo letto tante altre cose, come i testi dell'antologia di poesia collettiva, il fronte dell'impegno della poesia. Non necessariamente bisogna essere scrittori di partito, come si faceva una volta, ed essere in coda o succubi delle scelte di partito. Cuore di preda, il ricatto del pane, il poetico mafioso, la giusta collera, il canto dei bambini perduti. Sono stati tutti i bambini ammazzate, rubate, stuprate, vendute come carne da macello per un ricambio degli ordini. Sono centinaia, li hanno nominati tutti uno per uno. E sono stati dei testi che ho creato un libro particolare, questo lo voglio dire perché per vedere qual era il raggio di azione del suo far poesia. Nel 2012 abbiamo presentato Noi Re del Dio, un modo di fare poesia collettiva diverso dalle antologie che sono scritte e sottoscritte i testi, voglio dire, dai poeti che vi partecipano. L'idea è stata mia, lui doveva essere quest'anno qua per parlare del secondo volume, che si chiama L'Ora Zero, e il lavoro di cui fa parte anche Marco Scalaprimo, però nessuno ha firmato di noi i testi. Nessuno conosce chi ha fatto tutto questo. Sono 11 poeti che misurano un'idea tematica di un'idea, che può essere il ricatto del pane, che può essere chi non ha casa, oppure la veduta senza sparchi, il problema di tutte queste cose. E in quell'occasione è venuto con me il pittore Giacomo Buttone a fare un'esposizione di chine artistiche create sui testi di poesia di quei poeti che avevano dato vita a questo lavoro. Lui si innamorò delle chine, ha visto e ha parlato con questo pittore che aveva allora fatto una serie di chine sotto la pina di Mazzara del Vallo, della cui storia insomma tutti conosciamo, Denise, tant'è vero che lui ha chiamato Denise. Perché Denise? Perché quel libro dedicato? Perché uno dei presupposti fondamentali della poetica di Luchini non era soltanto l'amore, ma l'innocenza al potere, diceva. E allora quando io mi sono trovato poi a leggere questi testi, mi riprende questo problema dell'innocenza al potere e identifica il potere col male. Perché lui la poesia dell'incontro, doveva avere questa capacità di testimoniare la verità etica, la verità estetica contro un potere che fosse dell'imperatore del Papa ogni volta, che fosse una collettività musulmana oppressiva o di altro tipo di religione o di ideologia poco
l'innocenza al potere. Attenzione, l'innocenza al potere non significa che non si può fare il male. Il fatto che Dio sia buono non significa che non può fare il male. Non vorrei toccare corde che ci porterebbero in una discussione e anche un confronto possibile, sicuramente serio e altrettanto critico come faceva Gianmario. E nella prefazione, citando poi alcuni testi sui brani e i testi, ho colto, non so se lui avesse conoscenza, ma dalle discussioni che avevamo quando veniva a casa per 2 giorni o a casa di Marco, da me veniva, si mangiava, si parlava, di quello che oggi è un pensiero che torna a discutere di queste cose grazie a uno studioso francese, si chiama Michel Foucault, che dagli anni 60 fino agli anni 70-80 ha rivisto una serie di cose a partire da 2 opere fondamentali e non solo quelle poi riprese da questa studiosa Simona Forte che si chiama I demoni mediocri. A partire dalla banalità del male di Hannah Arendt, di salvati e sommersi del grande poeta che era stato nei campi di concentramento, se questo è un uomo primo nero. E lui ha affrontato con la poesia, ecco, la sua collana di epica era questo, come diceva Pound, la poesia epica è quella che dentro porta la storia. E il confronto di ciascuno di noi deve essere quello di essere capaci di misurarsi con questa storia che è violenza, è la violenza del potere, qualunque sia il nome che vogliamo dare a questo termine. Storia è starci dentro, nella storia dimenticando nomi e date, con l'orecchio teso ad ascoltare il randolo greve dei morenti, il lamento dei cani fra ruderi fumanti, villaggi e saccheggi. È una storia di banditi, la storia, un rosario di ingiustizie, barbarie e dolore, nella gloria del Papa e dell'Imperatore. Questo è Gianmario. Io ho portato questo libro perché è un frammento della sua poesia nella copertina del libro, ma anche questo straordinario libretto che io vorrei che ciascuno che fa arte e poesia lo leggesse. Era la sua poetica, il suo pensiero. La poesia del pensiero integrale, non della razionalità, state attenti, del pensiero che oltre la capacità razionale e irrazionale dentro alla cui dimensione e ai cui parametri noi ci muoviamo e in questa civiltà morente occidentale si muove. Io finisco perché è questo il bello, far parlare il poeta e il pensatore che utilizza la poesia per una battaglia civile, qui in civile, perché l'opera cui ho fatto una perfezione e che arriverà in questi giorni si chiama Ilipendio. Devo dirvi anche un'altra cosa, un po' che ho saputo occasione, c'è un altro lavoro inedito di Gianmario, è nelle mani di un amico e poeta napoletano che si chiama Eugenio Lucrezio. Io e lui abbiamo intenzione di darlo alla stampa, ci costi quello che ci costi, perché credo che sia proprio l'atto di testimonianza di un uomo che era consapevole della fine. Una poesia diceva, questa di cui ho fatto la poesia, l'ultima Congedo, si chiama Congedo. Io spero che questo libro possa capitarvi nelle mani e sia da voi letto il 16 settembre. Lasciami, questo è il mio congedo, però io mi testimonio, la mia testimonianza è il dovere di ogni poeta, è quello dell'amore, oltre che dell'innocenza. Cosa pensava di questa civiltà fatta dai papi, dagli imperatori, dai segreti di Stato, dalle macellerie messicane, dalle violenze di Stato che ci
che ci passano giornalmente con una difesa della sicurezza e della vita. Sono la scimmia europea che appena e sbrano in ghiando la neve quando la furia dissangra ogni scampolo di cielo, deflagra in ogni brandello di muro, ascimmia il rantolo della vergogna che si umilia e risorge schiumando disgusto e croci di ferro, umanesimo e cultura, pietà per puttane e ragazzine, nel torpore del giudizio, a proteggermi dal gelo di gennaio e di spiagge italiane in ricordo. La morte precede e io sto al passo, mi sveglierò al tepore del sonno in un coro di angeli, di ghiaccio, e infine saprò come si vive l'ultimo istante felice prima dei cori del vento e dei silenzi alla poesia di Silvio Stalingrad. Beh, anche qui sembrava profetico della propria morte. La morte procede e io sto al passo. Il libro che daremo alla pubblicazione quanto prima è un libro che si chiama Stranamente Istruzione, mi ha affascinato immediatamente. Istruzione per l'ascesa, istruzione per l'ira, istruzione per la città. L'altra non me la ricordo, l'altra sezione. Un poeta che lascia delle istruzioni per avere il coraggio di dire la verità in questo mondo che di verità non ne vuole sapere e ci vende la menzogna per verità. Lucine ci invita con la sua poesia, con il suo essere Zarathustra della poesia, il viaggiatore impraticabile che gli è costato forse anche la vita per questo, ci lascia questo messaggio. Io spero che noi tutti possiamo essere all'altezza di questo invito, vivere nella verità. Parresia, la chiamavano i greci, il coraggio di dire la verità nel momento in cui non ci sono più le fabbriche dell'ira di una volta, quelle che erano in condizione di dire indigniamoci tutti insieme contro il potere e contro il male. Lui invita a farlo individualmente ed è questo capace, ognuno di noi di farlo, purché riesca a scendere nel fondo della propria coscienza come soggettivazione di un impegno a dire la verità. È una delle verità fondamentali è che questo mondo ci sta devastando tutti insieme al pianeta. Condigliano il suo intervento in memoria di Gianmario Lucini. Voglio ricordare che Gianmario Lucini aveva programmato dal 9 al 17 degli appuntamenti in tutta la Sicilia. Questa piccola digressione ci sta perché in altre città dove Gianmario aveva previsto degli impegni, Palermo, Catania, Sperano, Massaro, in altre località, io mi sono sentito con degli amici e ognuno di loro, ognuno di noi sta comunque mantenendo l'impegno, con magari questa piccola digressione di introdurre, come abbiamo fatto noi stasera, un momento di memoria per l'amico Gianmario che ne aveva proposto. Tutta questa parentesi, sì, 17 a Poggiozzina a Castello. sì, questo teatro domani alle pomeriggio in questo teatro si chiama così perché dice i soldi sono così. Ma noi faremo questo anche in memoria perché poi venire e poi il 17 presenterò al comune di Pedrosino per la mattinata insieme agli studenti e nel pomeriggio con la città. E la stessa cosa diciamo avverrà in altre città della Sicilia. Chiudiamo questa parentesi in memoria di Gianmario Lucini e iniziamo la nostra serata di stasera con la lettura di un paio di testi dal nostro autore. Una poesia è un paese di Charles Bukowski. Una poesia è un paese chi non riesciate chiavichi, chi non i santi ed eroi, di munzignare c'è i reggi perciati, di cose pistate e ripistati, e gente che si non neanche, e di piovuti e saite quando non di siccariso.
Una poesia è un paese in guerra, un paese che addomanda un orologio di perché, un paese che brucia e feghe con le pistole sempre sforrate e le bottiglie le barriere pungi di cinici alleggiati. Una poesia è un paese un Dio a cavallo che li chiami nero come all'edico diva, un le cani abbaiano la notte e assicutano la bandiera. Una poesia è un paese di poeti, li che ho fatti con lo stampo, miliosi e mozzicunari. Una poesia è sto paese a stura, 50 miglia rasso di tutto posto, alle 9:09 di mattina, sapore di liquori e sigarette, niente sbirre né innamorati per le strade. Sta poesia, sto paese, le porte chiuse, attangati quasi un deserto visitoso e senza lacrime, giorno per giorno più vecchio, le montagne di Mazzacani e Sciara, l'oceano, una vasca a bagno fumanti, la luna casa di villeggiatura, una musica sorda delle finestre rotte. Una poesia è un paese, una poesia è una nazione, una poesia è il mondo. E mentre bicchiere dopo bicchiere aggiumonio tutto chisso per lo benestare di sta testa gloriosa dell'editore, la notte è a naucia bagno. Femmine greci e fracchi sono allineati a dritta, un cane a pizza appresso a naucio cane, un mezzo stordino la ricchi e ominicchi che accariano le cose che mai e poi mai possono fare. Nausicaa, sogno vecchia, n'hai visto passare picciotti, maraviglie di l'Oriente, con lo fuoco all'occhio. Sogno vecchia, n'hai udito cantare sirene e calipso di l'oppio, qualche volta magari. Sogno vecchia, ne ho visto attraccare i bastimenti alle disetti porti, carichi solo di dolori. Sogno schietta, Nausicaa che aspetta, lo so Ulissi di sempre. Voglio ringraziare altri amici che nel frattempo affettuosamente si sono aggiunti. Come i primi non trovo il loro nome per paura di dimenticare qualcuno, ma sappiate che vi sto vedendo tutti. Siete tutti nel mio cuore, come mi hanno suggerito, grazie. Oltre ai collaboratori preziosi, amici che man mano vi introdurrò, mi terranno compagnia in questa avventura i lettori familiari, Alberto Noto che abbiamo sentito un attimo fa e Maria Virgilio che si alterneranno con la lettura dei testi. Io vorrei invitare magari gli amici che leggeranno a dire il nome dell'autore perché scoprirete presto i testi non sono miei. Io sono un trante tra gli autori e il dialetto siciliano. Il primo testo che ho letto Alberto era di Charles Bukowski, tanto di cappello, nella mia modesta imitazione in siciliano. Il secondo testo che ho letto Maria Pia era di Jacques Tir. Bukowski lo conosciamo tutti, è un autore americano notissimo al mondo. Jacques Tir è un autore vivente di canzonetta francese, un professore universitario della Corsica, che tra l'altro con il quale abbiamo io e la signora Flora Coschilo, che vedo qua al fianco vicino a me, fatto un progetto per la scuola, significa delle traduzioni dei testi che abbiamo fatto, testi da francese in siciliano, che hanno portato per la scuola.